Abbiamo deciso di non pagare più le tasse, quindi dal lunedì qualsiasi cosa arriva, tanto che il giorno 16 c'è l'IVA da pagare, blocchiamo, non abbiamo soldi, non paghiamo, ma non paghiamo neanche il governo. Estetisti e parrucchieri, il nuovo stop da lunedì spinge a iniziative drastiche, anche lo sciopero fiscale. Monica Zanlorenzi, parrucchiera di paese, chiama a raccolta i colleghi costretti ancora una volta dalla zona rossa a chiudere. Non avrò soldi io, ma non li avrà neanche lo Stato da parte mia. Spero che tanti aderiranno a questa cosa, senza aver paura, non bisogna più avere paura. Parrucchieri a cui diversi comuni stanno venendo incontro, a cominciare dal capoluogo, concedendo la possibilità di tenere aperto anche domani. Stamattina il sindaco ha firmato un'ordinanza che consente domani dalle 7 alle 20 a parrucchieri, barbieri, estetisti di poter lavorare. Il fine è quello di non fargli scontare il negativo della zona arancio la domenica e poi la chiusura da lunedì della zona rossa. Quindi abbiamo cercato di poter almeno far godere a loro un po' di attività nelle ultime ore possibili. Tutti consapevoli, dice il vice sindaco, che si chiede a queste categorie un ulteriore pesantissimo sforzo. Sacrifici in questo anno trascorso ne sono stati fatti tanti. Questo è l'ennesimo, l'auspicio è che possa essere l'ultimo. Il presidente dei parrucchieri di Casartigiani, Vincenzo Dalzilio, accoglie con favore l'apertura di domani, poi dice sarà il caos. Quello che mi rammarica è che noi siamo giustamente fermi fino a Pasqua, però l'unica certezza è che in questo momento gli abusivi approfittano proprio l'assenza nostra in salone.